Seconda parte di Agricoltura Veneta che si apre con le immagini dei fan di Marzio Bruseghin, tutti col cappello con le orecchie da asino. Marzio Bruseghin, ma perché questa cosa degli asini con i suoi fan? È una passione che avevo anche là, da ragazzino, poi fatalità della vita, quando ho acquistato questa proprietà ce n'erano 6 e quindi sono diventato quello degli asini, cioè nessuno mi ricorda per quello che ho fatto in bici, ma nel giro per il mondo sono quello dei mus. E allora vediamo di questi mus, perché tra l'altro poi c'è una storia particolare, mi pare con Winnie, giusto? Sì, quella grigia, Winnie è l'ultima asina che ha fatto compagnia a Iroso, l'ultimo mulo degli alpini nella storia italiana, e quando è venuto a mancare Iroso è tornata a casa e dopo qualche giorno è nato appunto Iroso Junior, che è l'asinello che grazie agli alpini di Vittorio Veneto ci ha lasciato dare il nome del mulo compianto. Insomma, un motivo in più per venirla a trovare qui alla Piadera. Sì, c'è tante persone che vengono a vedere gli asinelli con i bambini, anche perché è un animale molto docile, molto, sì, che sa anche approcciarsi alle persone, quindi vedo che i bambini sono felici quando vedono un asino. Bene, adesso noi ci fermiamo per i consigli del nostro spessier, quindi per le tisane, dopodiché proseguiremo andando a vedere, diciamo così, anche l'interno del luogo dove Marzio Bruseghin accoglie i suoi ospiti. Oggi parliamo di bellezza, parliamo di una sostanza che può essere utile per rassodare il volto, per rassodare la cute del volto. È una sostanza che già moltissime donne utilizzano ed è semplicemente l'amamelide. Le donne utilizzano l'acqua di amamelide. Voi sapete come si forma il cuoio? Si forma dalla pelle degli animali, della mucca in particolare. Ecco, questa viene messa a contatto per parecchie ore con delle sostanze contenenti tannini. Questi tannini hanno la proprietà proprio di stringere le proteine una sull'altra, formando non più una pelle ma il cuoio, cioè un qualcosa di molto duro. Bene, l'amamelide contiene in maniera chiaramente altri tannini e molto meno, però sfrutta lo stesso metodo. Praticamente ha la capacità di rassodare la cute e rassodare anche le mucose. Allora si prendono 2 grammi di foglie di amamelide finemente tagliuzzate, facciamo un infuso, cioè le mettiamo in 100-150 ml di acqua, le teniamo per 5-10 minuti, poi possiamo filtrare. Ecco, quell'acqua noi possiamo utilizzarla in bevuta, prendiamo una garza oppure un panno, imbeviamo di questa soluzione e possiamo fare delle toccature a livello della cute della pelle, toccature vere e proprie, oppure possiamo fare proprio anche una specie di bagno. Questo stesso infuso possiamo utilizzarlo anche nelle forme irritative delle mucose della bocca, per esempio. Se noi invece dell'infusione con 2 grammi di foglie di amamelide ne mettiamo 10 grammi e facciamo un decotto, che vuol dire? Vuol dire portare a ebollizione l'acqua con le foglie e lasciarlo bollire per 2-3 minuti, ecco, questa diventa una soluzione ben più importante e densa di tannini, e questa soluzione possiamo usarla nelle forme emorroidarie e nelle ragadi anali con grande soddisfazione. Marzio Bruseghin, la dimostrazione di un territorio per certi versi ancora selvaggio, capita spesso che cambi così velocemente? Sì, qui si vede, siamo passati dal sole di prima a mista neve e si vedono proprio i moti convettivi, no? La forza della natura si palesa in tutta la sua potenza. Qui si capisce quanto l'uomo deve stare in sintonia con la natura se vuole sopravvivere. L'uomo è una parte della natura, non può pensare di poterla cambiare, poterla plasmare a suo modello, no? Penso che quando la natura si ribella, perché tutti gli altri si ribelleranno, non la può. Senta, ma quanto ha contribuito il fatto che lei abbia girato il mondo per arrivare anche a queste, diciamo così, deduzioni che hanno un che di filosofia? È bello girare il mondo, quello che conosci tanta gente, conosci tante filosofie, impari a apprezzare quello che hai a casa, impari a capire quello che a casa tua vorresti cambiare, no? O migliorare, e quindi ti apre la mente, la formalità diventa qualcosa di meno centrale e
e porti a casa tutto quello che vedi di buono che potrebbe esserti utile. Adesso noi ci fermiamo un attimo per i consigli del giardino, entriamo perché sta nevicando e piovendo contemporaneamente e scopriremo anche cosa c'entra Marzio Bruseghin con Beautiful. Il consiglio per oggi è quello di poter cominciare a ravvivare qualche nostro balcone o davanzale, e i fiori attuali ci sono le primole o i pansè, giusto per colorare, perché sennò usciamo dall'inverno, è giusto mettere qualche colore. Qui abbiamo delle primole, solito vaso, si tirano via, si rompono un po' le radici sul fondo, giusto per strapparle. Chiaramente poi anche questa fioritura finirà, ma allora poi entreremo con i fiori dell'estate. Solito terriccio sulla ciotola che avete, sulla vaschetta, quello che avete, insomma, dentro, un po' di terriccio attorno, ma le distanze cosa volete? Qui ce ne stanno due e va bene, insomma, perché è giusto coprire. Mettete bei colori sgargianti in modo che si notino bene, sono anche profumate, sentite, avete sentito? Le primole, quando le comprate al mercato o nel garden, controllate che siano fresche, ma che comunque dentro ci siano, come vedete in questo caso, tanti boccioli. Questo perché avete una fioritura più a lungo. Ecco, fatto questa operazione, la solita innaffiatura, piano piano, mi raccomando, questa ha già il sottovaso per sé, metteteci sempre un sottovaso sotto, onde evitare problemi poi con quello che abita al piano inferiore, di gocciolamenti, e anche per non sporcare il balcone. Queste non serve che tirarle dentro di notte, le mettete sul davanzale, sul terrazzo, tenetele alla fiate, eccola. Il fuoco in una stanza, perché? Perché qui la temperatura è cambiata, siamo partiti da un clima primaverile e siamo arrivati a quello invernale, fuori sta di fatto nevicando. Marzio Bruseghin, in quest'area che voi avete costruito state dimostrando che le aziende agricole possono vivere sia di prosecco ma non solamente. Sono dell'idea che la differenziazione dell'offerta sia quello che darà il futuro anche al prosecco, no? Quindi accogliere il turista per spiegare il territorio, per far assaggiare il prodotto, e di conseguenza quando tornerà nel suo paese d'origine chiederà di rivivere l'emozione che ha provato nelle nostre zone. Senta, ma in tutto questo, come è riuscito a portare qui Brooke di Beautiful? Tramite degli amici, era qui in zona, quindi hanno voluto fargli vedere una realtà un po' diversa, no? Un po' della zona classica, per fortuna appunto degli amici comuni, e devo dire che dal vivo è ancora più bella che in televisione, veramente una bella donna. E parlando di gastronomia ci siamo spostati nella parte della cucina del vostro agriturismo, che però è una cosa particolare derivata dalla sua esperienza in giro per il mondo, giusto? Sì, abbiamo fatto un format un po' particolare, noi praticamente facciamo solo su prenotazione, da un minimo di 10 o massimo 16 persone, noi serviamo una stanza dove uno è da solo praticamente, quindi si organizza e è una festa tra virgolette privata in cui uno viene servito però è riverito. A proposito di prodotti, voi tra l'altro avete fatto anche le PPL. Sì, una grandissima idea che ha avuto la Regione Veneto è quella di dare l'opportunità a noi contadini, a noi agricoltori, di trasformare i nostri prodotti che coltiviamo per dare anche un reddito che sia lungo tutto l'arco dell'anno, no? Quindi le cose che produciamo, che può essere sia raccolte naturalmente, tipo i boccioli del terrassaco noi produciamo, quindi della licea cosetta, facciamo fiori di sambuco, le cornue, quindi una serie sono cose che raccogliamo, quindi facciamo i raccoglitori, e altri cui produciamo, che può essere, non so, le prugne piuttosto che il pomodoro, piuttosto che altri prodotti, insomma. Adesso noi ci fermiamo per le previsioni del tempo e poi naturalmente arriveremo alle conclusioni con Marzio Bruseghin, e saranno conclusioni molto interessanti. Meteorologicamente, al di là del calendario astronomico, con il 1° marzo inizia la primavera.
e sta iniziando proprio solo sulla carta, perché proprio dal 1° marzo l'anticiclone dell'Azzorre, che ci ha interessato per lungo tempo, ha prodotto questo tipo di tempo, quindi con temperature alte che abbiamo avuto fino adesso e assenza di precipitazione, si ritira sull'Atlantico. Naturalmente ne approfitterà subito una depressione, una serie di sistemi perturbati, il primo dei quali già da domani sarà evidente, scorrerà su di noi, ma sarà il primo di una lunga serie. Più nel dettaglio appunto prevediamo, dopo il peggioramento di oggi, nella nottata, domani purtroppo domenica avremo un cielo molto nuvoloso coperto con piogge piuttosto diffuse, piogge che ci accompagneranno per lunedì e per martedì. Piogge che saranno, precipitazioni che saranno nevose già a poche centinaia di metri di quota, 5, 6, 700 metri. Poi abbiamo una pausa di un paio di giorni, quindi più o meno mercoledì, giovedì, poi da venerdì un nuovo peggioramento, forse più evidente venerdì, e poi rimane con un po' di instabilità, quindi ancora qualche possibilità di qualche precipitazione per fine della prossima settimana. Insomma una primavera, almeno meteorologica, che inizia all'insegna del tempo instabile come non è stata per quasi tutto l'inverno. I venti sono deboli ancora per le prossime ore da est, quindi con temperature un po' più basse. Da domenica però, da domani appunto si porranno da ovest, quindi con correnti umide, quindi le temperature per tutto il periodo, per tutta la prossima settimana saranno con minime addirittura 6-7 gradi e le massime 10-12 gradi e magari localmente anche qualcosa in più. Attenzione al mare, il primo periodo mosso, molto mosso, poi tenderà al poco mosso, localmente mosso. È tutto. Laggiù in fondo vediamo le colline del Prosecco e cade il Poggio, che è diventata la salita simbolo per il ciclismo mondiale ormai. È la bestia nera dei ciclisti quella di questa zona. Sì, è per la sua durezza e per la sua panoramicità è diventata veramente quello che l'emblema del Prosecco. Si vede il mare ma si vedono le colline. Ci sono tanti giovani che ci guardano, un consiglio per un giovane che magari vuole cercare il suo futuro attraverso l'agricoltura. Ma credo che mai smettere di sognare, no? E soprattutto io credo che una cosa indispensabile è avere autostima, no? C'è chi ha autostima non si abbatte, cerca di lottare, continuare a inseguire quello che è il proprio sogno, che è convinto di riuscirci e di realizzarlo in qualsiasi campo, quindi non abbattersi e di lottare sempre e continuare comunque a studiare, cercare di aprire la mente e di guardare sempre avanti. Un po' come oggi che siamo arrivati e che c'era il nuvolo, poi addirittura ha cominciato a nevicare, adesso è uscito un bellissimo sole, c'è un vento clamoroso, dietro di noi addirittura le montagne imbiancate. Senta, un territorio meraviglioso, lei ha girato il mondo, forse uno dei più belli, diciamocelo, perché siamo nati qui però indubbiamente è più bello. Come dobbiamo fare per continuare a preservarlo e soprattutto un tesoro come quello del Prosecco, cosa dobbiamo fare secondo lei per continuare a crescere anziché cominciare a declinare come qualcuno pensa? Credo che prima di tutto bisogna conoscere il nostro territorio per poterlo preservare e tutelare, no? Quindi conoscete le vostre unicità, le vostre specificità. Per quanto riguarda il Prosecco penso che sia il caso di finire questo provincialismo, no? Cioè, quindi di avere un'unità di vedute, magari anche un'unità di un consorzio solo invece che 3 per rappresentare un prodotto solo, perché comunque nel mondo è difficile spiegare con 3 entità un prodotto solo, e cercare di collegare, abbiamo avuto la fortuna della tutela UNESCO, collegare il nostro prodotto Prosecco al nostro territorio, quindi portiamo le persone, facciamo conoscere il valore del nostro territorio e della storia che c'è dietro e poi presentiamo anche i nostri prodotti. Grazie a Marzio Bruseghin, si conclude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. Permettetemi di ringraziare il nostro Francesco Ceron che fa il montatore, che è appassionatissimo di Marzio Bruseghin e in genere del ciclismo. L'ultima parola a Beppe Fantini all'Agriforte, noi ci vediamo la prossima settimana, 100% naturalmente. Questa volta ho voluto disegnare un parallelismo tra agricoltura e coronavirus. Quindi ho disegnato dei grappoli d'uva che rappresentano la nostra comunità e il contadino che rappresenta il nostro medico e la nostra sanità. Come il contadino utilizza il solfato, pompa il solfato per salvare l'uva dalle malattie, io ho pensato
alla nostra sanità, che ci consiglia di utilizzare le mascherine e la mucchina. Chiaramente per i nostri medici noi siamo il bene maggiore, quindi l'uva regina, ed ecco perché lo slogan cita l'uva regina senza coronavirus. Con questo vi saluto e vi do appuntamento all'ultimo sabato di marzo. Ciao a tutti!